abbiamo deciso di, con le osservazioni fatte, con le proposte fatte, con un protocollo già esistente per il passato che molto probabilmente è andato nel dimenticatoio, di ripartire. Abbiamo definito l'anno zero, questo, in modo da effettivamente fare un patto che porti alla diminuzione, se non addirittura all'azzeramento delle morti bianche. L'educazione a partire dalle primissime fasce d'età modifica i comportamenti e le abitudini. Noi tutti abbiamo iniziato a mettere la cintura perché i nipoti, i figli ci guardavano con disapprovazione. Ecco, dovremmo riuscire a farlo anche sul tema della sicurezza sul lavoro. Come gruppo abbiamo proposto di istituire una giornata per ricordare le vittime sul lavoro, associata anche ad iniziative di formazione che simbolicamente segnino la volontà di cambiare passo su un tema così importante qual è quello di salvare la vita delle persone che lavorano. Il 27 aprile 2010 abbiamo presentato una proposta di legge su cui ci avevamo lavorato nella scorsa legislatura. È una legge che istruisce gruppi operativi, che fa chiarezza sulle competenze, perché in Italia le leggi ci sono sicuramente buone, ma poi non sono operative. Poi appunto questo passaggio dei sistemi di controllo dal centralizzati come erano prima alla dispersione nelle varie USL del nostro territorio, delle varie regioni, non ha facilitato, diciamo, una cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. L'obiettivo deve essere quello di diminuire i morti e gli infortuni sul lavoro, aumentando la formazione dei lavoratori e anche degli imprenditori. Calcolando che in Veneto ormai quasi il 90% dei nuovi entrati sui posti di lavoro è con rapporto temporaneo, bisogna effettivamente riuscire a certificare la formazione fatta e bisogna che anche le imprese, assieme al sindacato, comincino a guardare con un occhio nuovo questa nuova realtà. C'è da fare, soprattutto in certi settori, un grande percorso di coinvolgimento. Io parlo per l'agricoltura, c'è anche tutto un settore che sono i coltivatori diretti, i lavoratori autonomi che sono entrati nell'obbligo di legge da poco, che vanno coinvolti nella conoscenza della normativa. Un intervento immediatamente repressivo non sortirebbe gli effetti creati. Nell'artigianato sicuramente abbiamo ormai nell'ultimo decennio una serie di esperienze che ci hanno portato a diminuire del 70% gli infortuni, ben più del tasso di diminuzione dei dipendenti nel settore. Quindi la curva è stata legata alla formazione, informazione e rappresentanza, è stata sicuramente molto importante.